Si apre il sipario questa sera al Pirandello di Agrigento e ad aprire il sipario questa sera il berretto a sonagli di Pirandello. Grande soddisfazione aver ottenuto questo grande risultato, un grande cartellone per la stagione teatrale del Pirandello con nomi di livello importantissimo da Pino Caruso a Giuliano Diodici a Pampieri, a Mariano Rigillo, a Enrico Guarneri, a Tuccio Musumeci, un cartellone di tutto rispetto e di grande valore culturale. C'è un obiettivo importante, quello di raggiungere il pareggio delle spese, cioè che la spesa del cartellone e quel Pirandello, che è quantificata in 97.000 euro compresa IVA, sarà coperta tutta dagli abbonamenti e dai biglietti. Oggi siamo a 83.000 euro, da qui a maggio raggiungeremo questo target, quindi anche sulle casse comunali questa stagione non costerà. Ad aprire la stagione al Pirandello questa sera una versione non inedita ma diversa del berretto a sonagli, cosa troveremo? Hai detto bene, diversa, nel senso che ci sono una serie di inserimenti nel testo che sono da una parte un recupero di alcune parti che erano state tagliate da Angelo Musco dell'edizione originale di Pirandello e poi c'è anche un intervento, uno sviluppo di alcune situazioni che vedremo principalmente nel prologo e alla fine del primo tempo in cui meglio si chiarisce la dinamica dell'adulterio. Non a caso abbiamo qui Nina che è la moglie di Ciampa, anzi forse è meglio che ce lo racconta lei, questo snodo, visto che abbiamo qui la fortuna di avere una giovane attrice protagonista. La giovane donna di Ciampa. Nina, se vogliamo, insomma, è uno dei personaggi più pirandelliani, no? della commedia. E tra l'altro questo è il mio primo debutto a teatro, io ho lavorato in cinema e in TV e sono onorata di lavorare con Francesco, con il grande Pino Caruso e gli altri grandi attori che fanno parte di questa compagnia, quindi teniamo insomma le dita incrociate e speriamo per il meglio. Ad interpretare il protagonista, Ciampa, direttamente Pino Caruso. Ciampa è un personaggio emblematico, tanti gli aspetti emotivi e sentimentali che animano questo personaggio, quale è più vicino a lei? Ma qui il personaggio di Ciampa, che nel passato ha trovato attori straordinari, compreso, voglio ricordare, Turiferro, perché la Sicilia sembra che se lo sia dimenticato, teatri a Catania, insomma dovrebbero intitolarlo a Turi. Detto questo, il mio punto di vista del personaggio è diverso, cioè non è un personaggio perdente, è un personaggio che a un certo momento dice se la società è ipocrita bisogna che voi non potete, prima la società è ipocrita, poi quando si tratta di offendere me improvvisamente diventa veritiera, la verità è dei pazzi e questo poi è un po' l'assunto dello spettacolo che è anche tragicamente divertente, insomma.